Ci sono cose che i giovani di oggi fanno fatica perfino a immaginare. Un mondo senza cellulari, senza messaggi, senza navigatori, senza fretta. E per quasi 10 anni, ogni mercoledì partivo da Catania alle 5 del mattino. Fuori era ancora buio. E allora il viaggio verso Pozzallo non era come oggi, ci volevano anche 2 e a volte 3 ore, strade più lente, meno traffico, ma anche meno comodità. Eppure quel viaggio aveva qualcosa di particolare, perché attraversavi una Sicilia vera, campagne silenziose, paesi ancora addormentati, bar che aprivano all'alba, l'odore del caffè, l'aria fresca del mattino. E più mi avvicinavo al mare, più cambiava perfino il vento. Chi è siciliano sa di cosa parlo. E quando finalmente arrivavo a Pozzallo, verso le 8 e mezza, c'erano già persone fuori dal mio studio, sedute, in piedi, ad aspettare. 4, 5, a volte 6 persone. E la cosa incredibile è che allora non esistevano cellulari. Gli appuntamenti si prendevano col telefono fisso e basta. Non c'erano WhatsApp, non c'erano conferme, non c'erano messaggi tipo sto arrivando. La parola data valeva ancora qualcosa. E quelle persone arrivavano perfino prima di me, aspettavano con pazienza, senza lamentarsi, senza correre. Oggi sembra impossibile. Oggi basta aspettare 5 minuti e la gente si innervosisce. Allora invece la pazienza faceva parte della vita. Io certe scene me le ricordo ancora perfettamente. Le sedie fuori, le persone che parlavano piano, qualcuno che fumava, qualcuno che guardava il mare. Pozzallo aveva sempre vento, sempre, ma non un vento che dava fastidio. Era aria viva, aria pulita, aria di mare. Quel vento oggi me lo ricordo ancora addosso. Forse avevamo meno cose, meno comodità, meno tecnologia, ma c'era più rispetto, più pazienza, più umanità. E sapete una cosa? A volte penso che non mi manchi soltanto quella Sicilia, mi manca il modo in cui si viveva. E voi vi ricordate quando gli appuntamenti si prendevano col telefono fisso? Quando la gente aspettava davvero? Scrivetelo nei commenti, perché certe memorie valgono più di 1000 fotografie.